Intanto che andava in onda l'intervista con il sindaco, ci ha chiamato Ondina, che con Enrico hanno delle criticità proprio ad Adria. E sentiamo al telefono in diretta adesso Ondina cosa ci vuole, cosa ci può dire. Buongiorno Ondina. Buongiorno signor Maggi. Ecco, lei ci diceva che è praticamente dal 10 di marzo è in quarantena volontaria, anzi ce lo spieghi lei com'è la situazione Sì, in questo momento? allora noi ci siamo messi in quarantena volontaria attivando tutti i vari servizi messi a disposizione sia alla Regione sia all'ULSS 5 che il nostro medico. Perché non sapendo se viaggiando in aereo e in cose varie avremmo potuto riscontrare qualcosa, abbiamo attivato tutte le persone che potevano essere attivate. Dopo 4 giorni che eravamo a casa c'è venuta la febbre, tosse e malessere. Allora abbiamo ricontattato il medico, che il medico ha preparato una scheda tecnica da poter dare sia alla Regione che all'ULSS 5. Allora, scusi, premetto che da allora ad oggi l'ULSS 5 e il mio medico si è ammalato, va bene, l'ULSS 5 ci ha chiamato tutti i giorni, Sì. chiedendoci come state? Avete la febbre? Sì, abbiamo la febbre, abbiamo la tosse, stiamo male, non riusciamo a stare in piedi, prendete la tachipirina. Allora, arrivati a sabato, eravamo veramente sfatti e anche un po' dispiaciuti di tutto quello che stava succedendo. Fortunatamente ci chiama dall'ULSS una dottoressa molto in gamba che non era il solito infermierino. E mi dice: guarda, devi chiamare assolutamente la guardia medica e farlo venire a farti una visita, perché tu hai bisogno degli antibiotici, non puoi continuare solo con la tachipirina, devi avere una cura adeguata per quello che hai. Abbiamo chiamato la guardia medica ci ha risposto che se volevamo parlare con lei dovevamo andare alle 7:30 in ospedale con la febbre 38,7. Con tutte le raccomandazioni che dicono di non Sì, andare in ospedale sì, con sì. dei problemi. A quel punto abbiamo chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno detto: guardate, quando sarà il momento farete una denuncia, adesso non è il caso, e loro ci hanno telefonato al 118 e ci hanno mandato in giardino, non in casa, poveretto anche lui da dire, un infermiere del 118 che ci ha misurato la saturazione e la febbre, ma dopodiché se n'è andato. Tutto quello che ci ha detto va bene, adesso vediamo di prepararvi un piano terapeutico. Dopodiché non abbiamo più sentito nessuno. Ieri fortunatamente lunedì, è tornata la dottoressa che, vista tutta quanta la situazione, visto che io avevo fatto un post in Facebook, storia altra, ha deciso di prendersi in carico questa situazione non facile, insomma. E premetto una cosa, che mentre la dottoressa è arrivata nel pomeriggio, al mattino mi chiama l'ULSS 5 di Rovigo e mi dice: è contenta, è d'accordo di fare il tampone? Certo, dico io. E allora vi aspetto oggi pomeriggio a Rovigo. Dico, Quindi senta, punto a capo il problema. dico, se vuole prendermi in giro, non chiami più per piacere e finiamola qui. E quindi ho chiuso i rapporti anche con loro, insomma, ecco. Il sindaco è stato avvisato, l'ho avvisato non per, e mi ha anche chiamato, non per fare polemica, ma per avvisare che nella situazione nostra ce ne sono delle altre e che bisogna che si prendano a carico queste persone, non le possono abbandonare così. Perché io e Enrico abbiamo anche la capacità di incavolarci, di prenderci a cuore i problemi e sgridare le persone. Altri non lo fanno e quindi diventa veramente un grosso problema. Perfetto, Dina, noi la ringraziamo e naturalmente le facciamo gli auguri di una guarigione in velocità. E noi riportiamo la sua testimonianza e spero Io ti che possa posso, servire. Prego, prego, scusi.
Io vorrei dire solo una cosa. Ecco, Sì. in questa situazione, quando quel giorno mi sono incavolato, ho fatto il bollettino di quello che mi stava succedendo in Facebook, ho ricevuto un sacco di telefonate, un sacco di amici, conoscenti che mi hanno mandato avvisi, che mi hanno chiamato, cioè ho avuto veramente una solidarietà grandissima anche a parte di medici, oltre al mio vecchio medico di base, anche da altri medici che meno conosco. Quindi un grazie a tutti quanti di essere stati vicini. Perfetto. Noi la ringraziamo, naturalmente noi riportiamo la sua testimonianza, come le ripeto, le auguriamo una guarigione perfetta Grazie. e veloce, saluti anche Enrico Speriamo. e speriamo Speriamo. che anche la nostra trasmissione possa servire a qualcosa. Grazie ancora. Bene, grazie, buona serata.